Buonasera a tutti, siamo collegati in diretta a Facebook con l'associazione Pedemontana Veneta e Colli e stiamo qui a presentarvi questa serata che è dedicata a una nuova pubblicazione di Gigi Abriani dal titolo sicuramente suggestivo Vita Ramenga. È una pubblicazione che nasce nel solco delle sue ricerche, infatti è la terza pubblicazione Gigi Abriani, e racconta proprio la vita dei pastori nella zona pedemontana veneta. Anzi, il lungo peregrinare lungo i percorsi della transumanza dalla pianura per la pedemontana fino all'altopiano di Asiago, anzi fino alle vette dell'altopiano di Asiago e ritorno. Ecco, proprio Gigi Abriani, presente con noi, che ci racconterà, e quindi la prima domanda è proprio questa, come è nato questo libro? Sì, intanto vi ringrazio per la possibilità di essere parte del libro, ma soprattutto vi ringrazio perché avete creduto in questo progetto quando era ancora un'idea. Quindi quando ho parlato con voi della Pedemontana, dove ho svolto il progetto, mi avete dato un aiuto anche morale e non solo, e quindi mi ha permesso di partire a fare questo progetto che è durato 18 mesi e mi ha impegnato, è stato un impegno meraviglioso, ho scoperto delle cose, ho scoperto un mondo di radici di cuore che non credevo, che mi piace raccontarvi e l'ho raccontato nel libro. Quindi grazie ancora alla Pedemontana per l'opportunità. Questo è un libro di fotografie, quindi una carrellata di fotografie, ma è accompagnato anche da brevi scritti che Gigi Abriani ha proprio composto, così si può dire, pensando alla natura, alla bellezza della natura, alla musicalità di questo territorio che veramente ci sorprende ogni giorno. Faremo passare a breve alcune immagini, le bellissime fotografie colte in diversi momenti della giornata. A Gigi chiediamo ancora una volta, ma ci sono ancora i pastori nella Pedemontana? Sì, è un mondo che è nascosto, perché per esempio quando c'è la transumanza delle mucche viene fatto con enfasi, viene fatto con dolore, della cosa. Invece la transumanza delle pecore è una cosa, è la normalità, quindi tendono a passare sotto traccia, meno si vedono meglio è. Il loro concetto è quello di non essere molto visibili e quindi ecco sì, ci sono molti pastori, ma quando li vediamo, magari dopo mezz'ora vengono inghiottiti dal territorio e noi ci poniamo che vita fanno, non sappiamo come vivono e ho cercato di dare con questo libro la risposta a questo modo di vivere. La storia della transumanza delle pecore e dell'allevamento delle pecore nella Pedemontana e nell'altopiano di Asiago è una storia millenaria. Pensate che ancora nel secolo scorso, anzi nell'Ottocento, c'erano nell'altopiano di Asiago decine e decine di migliaia di pecore, qualcuno dice più di 200.000. Quindi era principalmente l'allevamento delle pecore che accompagnava la vita nell'altopiano di Asiago nel periodo estivo. E questo rapporto tra la montagna e la pedemontana lo possiamo cogliere sotto diversi aspetti. Uno di questi è legato al commercio e quindi la produzione di questo formaggio, che un tempo era un formaggio di pecora, per molti l'attuale formaggio asiago un tempo era il formaggio pecorin o pegorin, quindi fatto con latte di pecora, e questo veniva venduto principalmente nel mercato di Thiene, che proprio grazie alla vendita del formaggio è cresciuto di importanza a partire dal 1492, quando fu concesso a questa città il privilegio di avere un mercato franco, libero da dazi e da gabelle. Ma la stessa città di Schio ha conosciuto una epopea, soprattutto nell'Ottocento ancora, con Alessandro Rossi e con grandi imprenditori scledensi,
che proprio utilizzavano la lana delle pecore, che proveniva un po' da tutto il mondo, ma anche dall'altopiano di Asiago. E quindi le due città più importanti dell'Alto Vicentino hanno sempre intrattenuto un rapporto con l'altopiano legato a queste decine, centinaia di migliaia di pecore che vivevano nel periodo estivo e che poi si spostavano in pianura. È proprio lungo questi percorsi che sono nate queste vie di transumanza. Ancora a Gigi e Briani chiediamo, ma c'è un percorso privilegiato per salire dalla pianura verso l'altopiano e per ritornare? Allora, quando ho fatto questa domanda al pastore, mi ha risposto: guarda, noi ci muoviamo in base anche alla stagione, se c'è la pioggia, se la primavera è in anticipo, e quindi anche la scelta delle strade varia magari di anno in anno, però diciamo che una delle vie è sicuramente quella che passa verso l'Astico, prende la zona di Lusiana e si porta nell'altopiano. Un'altra via che ho conosciuto è stata quella che passa verso Marostica, Pradipaldo, e sale sempre verso l'altopiano, oppure la zona, diciamo così, del costo, e quindi lo spostamento del pastore è praticamente una ricerca sempre costante dell'erba, no? Quindi mi sono ritrovato a seguire i pastori e continuavo a vedere gli stessi scenari, perché loro si spostano in base all'erba, quindi il gregge continua a mangiare e loro si devono spostare completamente e sempre seguendo quello che è l'erba, insomma, l'esigenza del gregge. Ecco, c'è in questo periodo quindi un gruppo di pastori che sta riposando, mi pare di capire, nella pianura vicentina e veneta, e quindi loro saranno pronti a partire verso la montagna in che mese? E poi in che mese soggiorneranno nell'altopiano e quando poi invece li dovremo attendere il prossimo anno al ritorno? Allora, lo spostamento a grandi linee è così. Diciamo che tornano dalla montagna verso novembre e scendono e restano nella zona collinare e pianura fino a marzo-aprile e cominciano verso maggio a spostarsi e portarsi verso la zona pedemontana, quindi nelle nostre zone. Quando è maggio li possiamo vedere sulle rive dell'Astico oppure nelle pianure che circondano un attimo i nostri paesi. Da maggio in poi continuano un lento ma progressivo spostamento verso la montagna e quindi arrivano nella zona, diciamo così, dell'altopiano quando è maggio-giugno, e da giugno in poi, luglio eccetera, cominciano ad arrivare su negli altopiani. Quindi la zona degli altopiani viene popolata dalle pecore luglio-agosto fino ai primi di settembre. Se vuoi ti racconto un aneddoto che è successo. Allora, eravamo il 5 di settembre, mi ricordo, eravamo su nella zona di Campo Gallina, che è sotto il Bivio Italia, no? E c'era una giornata meravigliosa, il pastore ha deciso di partire e tornare verso le pianure. Anche lì ho detto che non mi sembrava una cosa normale perché il tempo era splendido, c'era l'erba, eccetera. E mi ha detto: ma se tu hai guardato questa mattina l'erba era ghiacciata e secondo me, da tradizione, da queste zone sono sempre venuti via il 5-6 di settembre e siamo partiti e siamo tornati. Il 7 di settembre a Campogallina ha nevicato, quindi l'esperienza centenaria di saper leggere il territorio la ritrovi in questi fatti, in queste cose reali di tutti i giorni. Tu hai un rapporto particolare con questo mondo, so che hai fatto tante ricerche, ricordiamo le ricerche bellissime, soprattutto legate alla Grande Guerra, quindi le fotografie, la strada delle 52 gallerie che hai fotografato di notte, ma anche tutti i cimiteri britannici della guerra che hai fotografato. Quindi hai un rapporto particolare con questa terra. Ecco, magari prova a raccontarci perché invece è un rapporto quasi familiare con questi pastori. C'è qualcosa nel tuo DNA che li avvicina? Beh, mi stai dando proprio l'occasione di parlare del centro del libro, del perché del libro, no?
A casa mia da sempre c'è una vecchia cassa che Magari la vediamo nella fotografia. sì, c'è una vecchia cassa e ci sono delle pecore disegnate sopra. Allora, l'ho sempre vista e l'ho sempre vista come un qualcosa di famiglia e quindi lo vedi come un qualcosa di abituale, eccetera, no? E a questi disegni era accompagnata di solito il commento di mia mamma che non capiva perché a mio papà, che ha dipinto, che ha disegnato la cassa, piacesse in maniera così profonda quel mondo delle pecore, eccetera, no? E quando cresci con l'età ti fai delle domande, quando cresci con l'età ti fai delle domande e appunto ho cercato di capire il perché di questa domanda, no? Cosa ci trovava mio papà in un mondo così particolare, in un modo di vita così duro, anche perché la vita del pastore penso che sia una delle vite più dure, no? Anche adesso. E quindi la mia è stata una risposta e una ricerca non solo di luce o di esperienza, ma è stata anche una risposta che volevo darmi da un punto di vista così intimo, morale, no? Capire il perché, cosa c'è dietro questo mondo che affascinava mio papà, che affascinava e da cui tutti noi viviamo, no? Perché noi veniamo dalle pecore, veniamo dalle mucche e quindi ci stiamo spostando in un altro mondo, ma queste sono comunque le nostre radici. E appunto questa cassa è stata il centro del pensiero del perché ho cominciato a fare questa ricerca. Ecco, un'altra cosa assolutamente interessante invece è legata ai ragazzi, possiamo chiamarli ragazzi, che salgono ogni anno verso l'altopiano. Allora, questo mondo è un mondo in realtà che si sta ripopolando di passione per questa vita, che se vogliamo è una vita del tutto particolare. Tu l'hai chiamata vita ramenga, che è un termine assolutamente arcaico. Perché questi ragazzi, secondo te, ancora una volta hanno il piacere? Intanto sono figli d'arte oppure sono persone che si sono avvicinate a questo mondo nell'ultimo periodo? Allora, qualcuno è figlio d'arte, ma quello che mi ha intrigato veramente di Battista, nel libro lo chiamo Tita, quello che mi ha intrigato veramente è stata la sua scelta, che non era legata alle radici della famiglia, ma è stata una scelta di un ragazzo che ha deciso di fare come lavoro il pastore e quindi lui è partito e Battista ha, diciamo così, la maturità in agraria, quindi ha studiato, ha fatto, e dopo da questo è nata la sua scelta di vivere una vita totalmente diversa da quella che viviamo noi. Visto dal nostro punto di vista è una vita che è strana, però da quello che ho visto in questi mesi di ricerca, di fotografie e di esperienza personale, mi sono reso conto che tutto sommato la vita vera, vissuta a contatto col territorio e con la terra, è la sua. Noi stiamo perdendo delle radici, stiamo perdendo delle cose che ci mettono in contatto con questo mondo. I ragazzi adesso, se li vedi giocare per terra, la vedi una cosa strana, si sporcano, eccetera, no? Invece questo mondo qua vive di terra, vive di sterco, no? Ma però è la base della vita alla fine. Qual è il rapporto che questi pastori hanno con le popolazioni? Sfogliando questo libro, che è veramente una miniera di dati e informazioni su questo mondo, ho trovato anche un glossario di termini che hai raccolto tra i pastori, in pratica quasi un loro alfabeto, un loro modo di parlare, una loro lingua molto segreta, forse per non farsi sentire dagli altri. Allora, perché fra di loro parlano con questi termini e perché mantengono questi termini ancora nella loro parlata? Allora, questi termini è una miscela di lingua, diciamo così, cimbra e della popolazione della pianura, perché avevano il bisogno di non farsi capire con gli altri, no? Quando andavano in osteria o quando passavano, non volevano farsi capire quante pecore avevano, dove andavano, qual era il rapporto, eccetera. Quindi avevano sviluppato nel tempo una lingua segreta. Para vuol dire che spinge o che raggruppa, no, le pecore. Beh, penso che sia di un'armonia
di un'armonia incredibile, no? Perché la sintonia col pastore è totale. Allora, per dirti, eravamo un giorno su verso Cima 12 e le pecore si erano allontanate tutte sul pendio. E il pastore ha fatto un cenno al cane, che avrà fatto 300-400 metri, ed è andato a recuperare le pecore. Nel momento in cui è arrivato in cima, il cane si è girato verso il pastore, il quale ha fatto solo un cenno di mano, e il cane ha spinto le pecore dove voleva che il pastore andassero praticamente. Quindi con i cani, vedere i cani lavorare è armonia totale col pastore. Vengono addestrati man mano che crescono dai cani più vecchi, quindi seguire il processo anche di un cane, perché li ho visti da piccolini fino a quando erano grandi, seguire questo processo è stata una cosa che mi ha riportato in una maniera fantastica in quel mondo lì, insomma, ho capito tante cose di questa esperienza. Tu hai seguito il gregge e il pastore per almeno 18 mesi, quindi in realtà hai visto l'avvicendarsi delle stagioni e hai potuto anche ammirare questo paesaggio pedemontano dell'altopiano di Asiago dall'alba fino al tramonto. Ogni giorno, è scritto qui, è un altro giorno, ma ogni giorno è una nuova esperienza. Ecco, in questo percorso che è stato fatto, cosa ti è rimasto dentro il cuore? Cioè, qual è la cosa che serve come un grande ricordo di questa esperienza? Guarda, una delle cose che porto dentro è il ritmo del tempo. Cioè, tutti noi siamo stati bambini, no? E quando eravamo alle elementari le giornate erano lunghe, potevi gustare il tempo che passava. E qua ho riassaporato il piacere del tempo. Ti dico un aneddoto, no? Allora un giorno dico al pastore, perché sono andato per 18 mesi circa 2 volte alla settimana, e loro gli ho detto: guarda, vengo mercoledì, che ho il turno di chiusura, no? Parto e vengo su mercoledì. E lui mi fa: ma quando è mercoledì? Allora noi dobbiamo entrare in un altro contesto, spazio-tempo, con il pastore, con il gregge, eccetera, perché se dici fra 2 giorni è una cosa, dire mercoledì è astratto, no? Per dirti, il primo approccio che ho avuto con i pastori, ci siamo trovati e ho esposto a Battista questa mia idea di fare un libro su di lui, sulla transumanza, sulla vita del pastore. Lui ha ascoltato e già questo ho capito che c'era qualcosa che dovevo cambiare, no? Lui ha ascoltato, ha parlato pochissimo, e qui ho imparato anche ad ascoltare i silenzi, e ci siamo dati appuntamento, no? Lui mi ha detto: guarda, vieni al ponte di Carturo 200 metri a destra, quindi qua il territorio è come 200 anni fa, 300 anni fa, c'è il paese, c'è il ponte, a destra, a sinistra, vai di qua, vai di là, non c'è satellitare, non ti danno il punto con il telefono dove li trovi, e quindi ecco, loro sono nel territorio, spariscono a volte dalla nostra vista, però ti danno dei punti di riferimento che sono molto concreti, quindi bisogna imparare, stando con loro, a ragionare e porsi nella loro lunghezza d'onda. Quindi sì, un processo mentale anche che a volte mi dimenticavo e recuperavo quando tornavo da loro magari 2 o 3 giorni dopo. Ecco, in questi giorni di quasi lockdown, e quindi in questi giorni di chiusura, di grandi preoccupazioni legate al Covid, una delle cose che ci ha sorpreso di più come pedemontana è stata proprio l'affluenza che c'è stata in alcune località, mi riferisco soprattutto alla strada delle 52 gallerie, ma anche nelle zone, chiamiamo, dove ci sono rifugi e i percorsi più frequentati. E in queste zone proprio c'è stato un afflusso che ha creato anche dei problemi. La pedemontana è grandissima, pensate all'altopiano di Asiago nel Bordo, quindi Caltrano, Calveni e Lugo, l'altopiano di Tonezza, i Fiorentini, la zona della dorsale dei Lessini, quindi con Monte di Malo, Isola Vicentina, la vallata del Posina di Laghi, l'alta valle dell'Eugra e tante altre località che sono frequentate, però sono anche spazi grandi. Ecco. Proprio su questi spazi grandi noi siamo alla ricerca di un turismo che è un turismo particolare, che è un turismo slow, quindi lento,
Quindi un turismo che può essere alla portata di tante persone che cercano, e speriamo possano farlo in questo periodo, cercano qualche attimo di tranquillità e soprattutto spazi grandi e aperti dove poter muoversi in assoluta tranquillità. Ecco, il presidente della Pedemontana, di questa associazione che raggruppa 29 comuni della zona, Nicola Scazzola, e proprio su questo aspetto, su questo particolare attività che la Pedemontana fa, quello di promozione di località minori e di un mondo anche come quello della transumanza delle pecore, che può essere associato, visto, gustato in tutti i periodi dell'anno. Ecco, direi proprio a Nicolas magari una battuta per raccontare qualcosa di questa Pedemontana o per comunque darci le sue riflessioni. Sì, buonasera innanzitutto a tutti, buonasera a Gigi, buonasera anche a Natarena, buonasera anche a tutti quelli che si sono collegati. Ho visto prima un attimo la pagina, siete più di 100 collegati questa sera in videoconferenza, quindi grazie che ci state seguendo. Significa che anche la presentazione di questo, che non è solo ed esclusivamente un libro, ma è mi dicono che non si sente l'audio, un sistema di foto, è un insieme di foto, un vero e proprio capolavoro che ha fatto Gigi. Noi, l'organizzazione turistica Pedemontana Veneta e Colli, promuove il territorio dal punto di vista turistico, lo promuove sottotono da un punto di vista culturale e da un punto di vista anche storico, perché questo libro poi passa, vedono diverse sfaccettature della storia dell'Alto Vicentino, dai greggi, da quello che poi casomai faccio anch'io una domanda a Gigi, dall'industria di Alessandro Rossi fino ad arrivare ai giorni d'oggi. E quindi anche un aspetto rurale della nostra Pedemontana. E quindi importante quello che sta succedendo abbiamo visto quest'estate, è stato un turismo completamente diverso e non è un turismo di massa, naturalmente, dovuto ai problemi legati al Covid, ma è un turismo lento. Prima Gigi parlava di tempo, di questi pastori che non conoscono, cioè non sanno se è mercoledì o se è giovedì, quindi significa che vivono veramente in una maniera lenta, lontani da quella che è la nostra frenetica quotidianità. E quindi vivere un'esperienza, e oggi il turista cerca proprio di vivere un'esperienza, è veramente importante anche per noi promuovere questo tipo di esperienze, sì, legate alla terra, alla quotidianità, all'ambiente. Quindi volevo fare anch'io una domanda a Gigi, la domanda è questa. C'è un libro all'inizio, parla di come nell'Ottocento si vendeva la lana delle pecore e di questa lana che veniva venduta naturalmente nei mercati, per esempio il mercato di Thiene, e si vendeva questa lana che era una importante fonte per l'industria, che dicevo prima, legata all'industria degli onefici di schio, e quindi una parte storica molto importante anche per la Pedemontana. Siamo passati da qui, quindi il prodotto importante per l'industria, a un prodotto che in questi anni diventa un prodotto, un rifiuto speciale, che quindi siamo passati da un importante prodotto del territorio a un rifiuto speciale. Non so se Gigi riesci ad approfondire anche questo tema, che secondo me è molto importante, perché in più o meno 100 anni siamo passati da una risorsa a un rifiuto. Non è possibile questa cosa. Sì, questa cosa qua ne ho parlato con Battista. Purtroppo la globalizzazione porta anche a queste cose, no? Nel senso che, come tante cose, è più facile o più redditizio importare la lana dall'est, no? Come però il problema si pone per il latte, si pone per la frutta, si pone per un mondo che noi puntiamo sulla qualità e quindi anche dei costi a delle
delle risorse, no, che devono essere alimentate, eccetera, ma che ha dei costi. E quindi il fatto che il mondo sia diventato globale porta anche a degli scompensi, no? Infatti la lana, che una volta era una risorsa e vivevano della lana, adesso diventa quasi un problema. Allora, di cosa vivono? Il loro vivere è sostanzialmente dell'allevamento delle pecore, c'è qualche realtà che fa ancora il formaggio, pochissime in altopiano, vivono anche di qualche contributo perché il fattore ambientale, e noi ci dimentichiamo sempre, tranne quando succede la grande alluvione che in pianura porta via, spazza via, no? Il nostro territorio parte dalle montagne e 500 anni fa, 800 anni fa, era pascolato, l'acqua veniva drenata, c'erano i pascoli, no? Adesso, se portiamo via i greggi dell'altopiano, viene un abbandono totale, rischiamo in 20 anni di perdere un patrimonio che è costato centinaia di anni di lavoro. Allora ecco, anche questi contributi che vengono dati per la pulizia delle montagne e queste cose vanno visti in maniera positiva. Quanti ragazzi vorrebbero fare i contadini nella nostra pedemontana, ma non possono reggere perché il rendimento può essere scarso, eccetera, no? Guardiamo il modello del Trentino, quando possono vivere della terra perché hanno appunto degli aiuti, ma quando andiamo in Trentino diciamo che bello, però sono aiutati a fare questo. Dobbiamo anche noi cercare di valorizzare quello che è il lavoro, e qua mi sono sorpreso per primo il lavoro di tantissimi giovani che si buttano sull'agricoltura. Questi sono di Don Chisciotte, che amano la loro terra, che vorrebbero vivere della loro terra e che vanno aiutati, che vanno incoraggiati, perché nelle nostre colline qua, mi ricordo mio suocero che partiva di notte con la zappa quando pioveva per andare ad aprire i fossi, per creare gli scoli dell'acqua, per tenere, no, pulito il contesto. Adesso, se piove, non c'è più nessuno che si prende cura del territorio, del fluire dell'acqua, della gestione dei fossi, e lì paghiamo a valle questi problemi, quando magari, se potessimo aiutare dei ragazzi che che potrebbero gestire il territorio, sarebbe un guadagno per tutti. Ecco, torniamo un'altra volta su questo libro fotografico e sul tema principale, che è quello della fotografia. Tu sei un fotografo e quindi ovviamente da tempo ti occupi di queste cose. Sono un fotografo che ha un occhio ormai allenato per le cose. Vi assicuro che all'interno di questo libro ci sono delle fotografie, anche una singola fotografia di queste potrebbe essere interessante per acquistare il libro. Comunque una carrellata di foto splendide del territorio, con questi greggi di pecore che salgono e scendono dall'altopiano. Questo libro non dovrebbe mancare in nessuna biblioteca di casa. Mi chiedevo in questo ultimo periodo se in realtà ci sono ancora le biblioteche di casa, se c'è ancora la volontà e il piacere da parte delle persone di acquistare dei libri solo per il gusto di sfogliarli. Guardando le riprese che hanno fatto negli ultimi periodi, anche delle emittenti nazionali, quando si sono collegate con i diversi personaggi, quando c'era il lockdown, abbiamo visto che c'è stato il piacere da parte di tutti di farsi riprendersi con una bella fila di libri dietro la schiena, il che vuol dire che c'è ancora tanta gente che crede in questo libro, nel valore di questo mezzo di comunicazione, e quindi credo che questo libro è un libro che dovrete sicuramente accaparrarvi, lo dovrete acquistare. Siamo tra l'altro vicini anche al Natale, è sicuramente qualcosa che sarà apprezzato da tutte le persone che lo riceveranno. Ecco, intanto Gigi, dove possiamo trovare questo tuo libro, che pensate è un libro di più di 200 pagine, quindi con tantissime fotografie e con degli scritti veramente meditati? Dove lo possiamo acquistare? Guarda, il libro si può acquistare in tutte le librerie del Veneto, in quanto è distribuito dall'ACR, che ringrazio perché mi ha aiutato anche a salire un attimo di qualità nel mio lavoro di fotografo. In tutte le librerie del Veneto, anche in internet,
E se siete nella zona Lugo, Pedemontano, vicino a Lugo o a Lusiana, anche in negozio, diciamo, si può acquistare anche nel negozio di arte foto. Se avete piacere o siete distanti e volete un libro autografato, ve lo posso spedire a casa, vi collegate con quella pagina Facebook di Gigi Abriani, mi mandate un messaggio e ci organizziamo. Però ecco, il libro, secondo me, ha ancora il senso di esistere perché ferma un momento e il mio orgoglio sarebbe che magari fra 100 anni di questi libri ce ne fossero 10 ancora in giro, ma quei 10 raccontano un momento storico, raccontano una realtà che magari fra 30 anni può sparire, perché come fotografo ho questa sensibilità che cerco di consegnare delle memorie alle persone che magari verranno dopo di noi, no? Quindi tanti motivi mi hanno spinto a fare questo libro, ma anche il fermare il momento e raccontare una realtà fa parte delle mie sensibilità. Ci sarà la possibilità nei giorni a venire, speriamo, e comunque lo faremo appena sarà possibile, di farvi vedere anche gli splendidi video che Gigi Abriani ha con i propri amici fotografi, anche con il drone, realizzato proprio in questi lunghi mesi passati a seguire le greggi da e verso l'altopiano. Ecco, quindi questi video li potremo vedere probabilmente in qualche serata live, sì, dove ci sarà anche il pubblico. Ora siamo costretti anche a presentare questo volume in questo modo. Ecco, abbiamo anche un breve video che vorremmo farvi vedere, dura circa 1 minuto e mezzo, sì, sì. Interessante per raccontare lo spostamento delle greggi. Ecco. Guarda, quando vedi un video così, ritrovi l'armonia che c'è fra il territorio e l'uomo, perché i momenti che ho vissuto proprio mi sono rimesso dentro in quella che è un'armonia che dovrebbe essere gli animali, la natura, l'uomo, il territorio, il tempo, no? E quindi vedere il momento in cui il gregge parte per cominciare lo spostamento giornaliero, perché loro ogni giorno si spostano, beh, vi assicuro che ogni volta che sentivo il trillio del pastore che chiamava le pecore, beh, mi veniva la pelle d'oca, perché è una cosa che si perde nel tempo e che tutti noi abbiamo dentro nel DNA, no? Quindi queste cose qua, perché piacciono? Perché fanno parte della nostra storia, i nostri nonni comunque vivevano di questo e comunque apprezzavano questo, quindi non possiamo estraniarci da questo mondo che sono le nostre radici. Ecco, c'è anche un aspetto particolare delle bellissime foto che rappresentano proprio il parto e gli agnellini. Ecco, raccontaci qual è il modo con cui i pastori tengono a bada le pecore durante il parto e soprattutto come poi raccolgono gli agnellini e li portano nei loro percorsi di transumanza. Guarda, il mulo che sembra un animale, no? L'asino che sembra un animale scontato, no? Fa parte ancora della realtà, perché adesso sono attrezzati i pastori con i gipponi, quindi trasportano gli agnellini, eccetera. Ma ci sono dei momenti e dei posti impervi dove non arriva il gippone, dove non arriva, parliamo di Cima 12, parliamo dell'Ortigara, dei Covolini, la zona del Trentino, che sono percorsi totalmente fuori da quello che è, a parte la strada militare che li attraversa. E quindi un giorno eravamo su Cima 12 col gregge e nel giro di 5 minuti le pecore hanno appunto partorito degli agnellini. È una cosa che mi ha sorpreso vedere il pastore, la naturalezza con cui il pastore aiutava le pecore a partorire. Cioè, questo qua non è un pastore solo, è ginecologo, veterinario, no? Deve avere delle conoscenze che spaziano. Vi dico per esempio l'erba. L'erba, che sembra una cosa così scontata, ci possono essere delle erbe che fanno male alle pecore, che le fanno gonfiare, che possono rischiare di farle morire. Quindi quando passano vicino a dei posti dove l'erba è pericolosa, cioè il controllo del gregge con il cane è fondamentale. È un mondo, è un piccolo mondo che vive proprio di
di suo, no? Quindi un'armonia all'interno di un piccolo mondo. Sì, ci sono diversi commenti, molte persone si complimentano con Gigi per un libro meraviglioso e poi penso sia il nipote che ti dice sei unico, zio. La curva nord. La curva, esatto. E poi c'era una domanda di Giuseppe che chiede perché Vita Ramenga? Io conosco in parte alcune ragioni. Mio nonno faceva il pastore e praticava la transumanza toccando i paesi con le fiere, mercato più importanti. Vorrei sapere quali ragioni ha evidenziato l'autore per intitolare la sua opera Vita Ramenga. E un attimo solo, finisco. Altri sono complimenti e ci ringraziano perché stiamo valorizzando questo prodotto e siamo online. Un giorno stava nevicando e parlavo con Battista e mi dice guarda, i nostri, c'erano i pastori che diciamo così facevano la posta, c'erano dei pastori che vivevano con le pecore, con il latte di pecore che facevano il formaggio e c'erano i pastori ramminganti e gli ho detto fermati un attimo, cosa hai detto? E c'erano detto i pastori ramminganti e da lì ho detto ok, questo è il titolo del libro perché il rammingare è praticamente l'errare continuo, no? Non c'è mai sosta, a parte se arrivi in qualche pascolo che ti puoi fermare tra 4 giorni, ma la transumanza del pastore non è una transumanza, diciamo così, di evento, è la normalità e quindi il rammingo è una persona che non ha mai una fissa dimora, che continua a girare e quindi in questo caso che il pastore continua a girare per 365 giorni all'anno e continua a fare dei percorsi su e giù per le montagne fino anche al mare, è un rammingare, potrebbe essere errante, ma mi piaceva perché nel nostro dialetto andare a ramengo è una parola usatissima e quindi rammingare lo vedevo sia italiano perché c'è i raminghi, ma anche il ramengo che è proprio tipico della cultura veneta, quindi ramengo in quanto non è mai fermo. Bene, allora questo libro, come avete potuto sentire prima, è stato edito da CR Edizioni, è un libro che è stato stampato in quante copie? Abbiamo fatto 1500 copie. Ecco, queste 1500 copie penso andranno subito a ruba perché una volta che uno lo sfoglia anche solo nelle prime pagine, ovviamente si rende conto della bellezza di queste fotografie e di questa storia che è veramente meravigliosa. Potete trovare anche Gigi Abriani, che è titolare anche assieme ai familiari di Arte Foto, che è il suo negozio, quindi a lui di Vicenza, poi a Lusiana. Sì. Ecco. Poi la cosa interessante che avete anche sentito è che vi può mandare il libro anche a casa. E quindi se magari hai poi anche una mail che possiamo indicare. Di solito mi contattano sulla pagina Facebook, che è più semplice così, Gigi Abriani, la pagina Facebook si chiama così. Allora, torniamo ancora sul libro e sul nostro auspicio, che è anche un invito a organizzare qualcosa, perché ovviamente quando c'è la passione come quella di Gigi Abriani c'è anche poi la possibilità di fare qualcosa di particolare. Ci farebbe molto piacere per il periodo estivo del prossimo anno poter organizzare dei piccoli gruppi che potrebbero seguire proprio i greggi per alcuni giorni. Ecco, questa è una cosa che magari tu potrai proporre ai tuoi amici, come si chiamano? Pastori. Sì. Ecco, che tra l'altro sono fotografati una bellissima foto, almeno alcuni di questi. Tu magari li conosci anche per nome, quindi li puoi anche poi citare, sarebbe anche giusto, no? Sì, Questi guarda. pastori che ci sono, Sì. che sono fotografati. I pastori che sono in questa foto, per fare questa foto che è una foto un po' storica, no? Perché sono tutti pastori delle terre alte e mi piace perché li ho definiti i custodi delle terre alte, nel senso che sono quelle persone che si prendono cura del territorio, no? E qui ci sono dei pastori che sono storici come nome e come tradizione dell'altopiano, i Magonara, i Fornasa, Cortese, c'è il Fabio
quindi ci sono dei nomi che vengono da 200-300 anni di storia della transumanza, e ci sono dei nomi che si affacciano per la prima volta su questo lavoro. Però ho trovato tantissimi ragazzi giovani, tantissimi, 10 greggi ce ne saranno 7 che sono ragazzi giovani. Abbiamo scelto di fare una vita forse di fermarsi, no? Perché siamo in un contesto talmente veloce che perdiamo anche il ritmo del tempo. Tutti quanti decidono di fermarsi, e quindi onore a loro, e appunto hanno solo bisogno a volte di avere dell'aiuto. L'altra cosa interessante allora, che avevamo accennato prima, sarà quindi la possibilità di organizzare 2 giorni, secondo te, il luogo più particolare, la maglia più interessante che c'è nella pittura degli altri, soprattutto nei piani delle terre alte. Quindi ci riferiamo a che zona particolare? Ci riferiamo alla zona attorno a Vivo Italia, che parte, diciamo così, del Tirano, quindi tutta la zona, quella fascia lì. Lì quanto restano le pecore? 2 mesi. 2 mesi. Sì, 70 giorni circa, quindi restano in quella fascia per 70 giorni, perché puoi arrivare ai primi di luglio che puoi trovare la neve, e può essere che ai primi di settembre cade la neve, quindi gli unici mesi che sono vivibili per le pecore, per l'erba eccetera, sono luglio ed agosto. E tu pensa che adesso hanno delle roulotte, hanno delle cose, ma parlavo con una pastora l'altro giorno, una certa Rosa Pastora, che mi raccontava che lei e suo marito dormivano diciamo, le coperte erano le pelli di pecora, quindi dormivano sotto una pianta con le pelli di pecora, che erano anche idrorepellenti, non facevano passare l'acqua, e loro hanno vissuto, e parliamo di circa 45-50 anni fa, quindi non 200 anni fa, vivevano fra le pelli di pecora. Poi hanno cominciato a prendere una brandina, e adesso, diciamo così, c'è un carro, c'è una roulotte che li accompagna, quei fuoristrada possono muoversi in questa maniera. E mi diceva Battista, è un lusso. Ma pensiamo solo per l'approvvigionamento del mangiare. Adesso si possono spostare, possono andare a comprare il formaggio, eccetera, no? Una volta dovevano vivere di quello che avevano, quindi partivano dalla pianura con gli asini, e mi dicevano che avevano 5-6 asini, uno era dedicato alle coperte, uno alle pentole, uno magari alle provvigioni, no? Uno portava gli agnelli, e quindi si è trasformato questo lavoro nel tempo, ma non così tanto da non classificarlo, secondo me, fra uno dei lavori più duri, ma probabilmente anche più liberi che ha l'uomo. Quindi è una ricerca che probabilmente questi ragazzi fanno anche di libertà. Sì, posso. C'è l'aspetto sicuramente ambientale, che si evidenzia naturalmente sul libro, vedendo i paesaggi, vedendo questo legame che c'è del pastore verso l'ambiente, no? Ma c'è anche l'aspetto della solidarietà, secondo me, perché ci sono in alcuni passaggi del libro, quando mi sembra arriva il veterinario, mi sembra, o addirittura no, arriva un pastore di un altro gregge, e a un certo punto si dice dai, facciamo una bottiglia e tagliamo un tocco e salame. Quindi c'è anche questo aspetto di amicizia, di solidarietà, che magari se la vogliamo portare all'attualità in questi momenti in cui di lockdown, magari certi valori li stiamo perdendo, e li ritroviamo nel libro. Quindi un giorno da pastore potrebbe essere un giorno da pastore che potremmo fare eventualmente anche noi. Potrebbe essere un po' la cosa. Ecco, da parte tua invece potresti focalizzarti un po' sugli strumenti del tuo lavoro, nel senso che tu ti accompagni con una macchina fotografica, preferisci fare fotografie durante il giorno con il sole, al crepuscolo, al tramonto. No. Qual è la tua passione particolare per questo mondo della fotografia? Guarda, le luci più belle sono alla mattina presto e tardo pomeriggio, no? Infatti tantissime volte partivo con le jeep alla sera, alle 7 di sera, andavo su per cogliere le luci del tramonto, le luci basse, radenti, in altopiano,
come nella nostra zona qua, in questi periodi, ci sono delle luci meravigliose. Durante il giorno si scatto, però la prevalenza e il piacere di scattare come fotografo è anche quello di vedere questi momenti di luce che accarezza l'erba, no? Tante mattine mi sono alzato alle 4:30 per andare su, essere in altopiano alle 6 per fotografare appunto i primi raggi del sole che sfioravano l'erba. C'è una foto che amo da matti, no, con queste silhouette delle pecore che si intravedono. Però mi piacerebbe dirti una cosa. Questo libro non è stato fatto fuori dal gregge, è stato fatto dentro il gregge, nel senso che se ho voluto fare questo lavoro con questa intensità, con questo cuore, dovevo mettere gli scarponi dentro lo sterco, andare con i pastori in mezzo alle pecore, aiutare magari a portare anche gli agnelli fuori dal recinto, ma ho cercato di vivere come loro per quei giorni che ero lì. E ti posso dire che la prima volta che mi sono affacciato a questo mondo, che ho trovato appunto, sono andato dai pastori, sono arrivato con la macchina fotografica e in mezzo allo sterco, in mezzo alle pecore, in mezzo a questo caos, perché pioveva anche, è arrivato un pastore con un caffè a offrirmi un caffè. No? Quindi questo gesto qua mi ha spiazzato e mi ha veramente riempito di dolcezza. No? Cioè, uno che vedi quella macchina fotografica che è lì che ti ronza attorno, che ti rompe anche le scatole, e loro mi hanno accettato come uno di loro. Quindi è stata una cosa meravigliosa. C'è un'immagine che sta adesso seguendo, che è proprio la più emblematica, ci sono le pecore che stanno avvicinandosi alla pozza di abbeveraggio, no? Sì. Ecco, penso siano online adesso in diretta queste immagini. Questa è poesia, sì. Sono immagini che ovviamente tu hai ripreso nel drone in questo caso. Chi ti ha aiutato, se possiamo anticiparlo? Sì, è stato Daniele, poi c'è stato Franci, quindi degli amici che mi hanno aiutato, Quindi, Sandro. Che posto siamo? Qui siamo vicino a Casara Trentini e forse qua non si allarga tanto, ma nel libro c'è, qui attorno abbiamo tutti i baraccamenti della prima guerra mondiale. In queste zone, ecco li vedete sulla sinistra, in queste zone vivevano circa 30.000 persone, pensate voi, no? Adesso vedi questi ruderi, questi resti, e queste pecore che attraversano quelli che una volta erano paesi, praticamente, perché qua vivevano centinaia di persone durante la prima guerra mondiale, scusa, sì. E quindi non puoi essere lì e non fare un parallelo, no? C'era un giorno che le pecore salivano un sentiero molto, molto, molto irto e pensavo ai soldati che in fila indiana andavano verso il fronte, no? Quindi i silenzi che ci sono in questi posti, no? Rotti solo dal belato delle pecore, dei cani, così ti fanno pensare tantissimo. Ecco, siamo verso la conclusione di questa serata dedicata a questo libro, ce ne saranno anche altre nei giorni, settimane prossime, dove presenteremo anche altre pubblicazioni al quale l'associazione OGD Pedemontana-Venezia, quale è dato il patrocinio. Ecco, speriamo che ci siano sempre, io non vorrei solo definirti fotografo, ma anche narratore, no? Perché le poche pagine che tu hai inserito nel libro per accompagnare le tue fotografie raccontano della tua sensibilità e del fatto che tu comunque delle cose che fai ovviamente ci credi in maniera particolare. Credo che anche la tua famiglia ti ha seguito. Quindi in questo caso chi dovresti ringraziare prima di tutto? Ma mia moglie e i figli assolutamente, perché mi lasciano volare a fare queste cose, no? Quindi si prendono loro dei lavori, mi lasciano fare, eccetera. E non posso non ricordare mia mamma e i miei fratelli che mi aiutano in queste cose qua. Quindi mi sento un privilegiato in queste cose, no? Quando tu hai la famiglia attorno e vivi un momento di serenità, ti puoi permettere di fare queste cose, ma te lo puoi permettere solo se hai delle persone vicino che ti supportano e qualche volta anche mi sopportano in questo che è la mia passione, insomma, la fotografia. Sì, vogliamo poi in alto la transumanza è patrimonio dell'umanità, così è stata definita,
La Regione Veneto ha anche un'apposita legge sulla transumanza, come dicevi prima, è sempre stata pensata come la transumanza delle vacche. Quindi del Peggio, tra l'altro l'altopiano di Asiago, una zona pedemontana alta, è la più grande concentrazione in Europa di malghe e di pascoli di vacche. Però questo aspetto delle pecore credo sia la prima volta, se forse possiamo ricordare un libro Acquelana stampato ancora negli anni 80, Sì. di Giovanni Luigi Fontana. Questo è veramente un libro che in questo decennio, in questo ultimo periodo, fa un focus importante su questa vita. Grazie. Quando noi passiamo per le strade e troviamo quindi di greggi di pecore, pensiamo a quanta fatica c'è dietro questo lavoro. Quando ci avviciniamo ai pastori e li vediamo come persone sempre serie e preoccupate, pensiamo che hanno la difficoltà di capire dove potranno portare il loro gregge l'indomani. E quindi poi invece la tua esperienza può portare a dire che queste persone invece sono ricche di umanità. Assolutamente Se sì. qualcuno vuole conoscere il loro mondo si può avvicinare. Certo, sì, il rispetto è una cosa reciproca, però dietro al loro magari modo burbero così, che è frutto magari di decenni, no? Anche sono abituati ad essere visti come persone un po' ai margini, quindi si sentono un attimo puntati come persone, però quando vai al di là della scorza che per forza loro devono avere, trovi un mondo che ti accetta e ci sentiamo noi a volte veramente intrusi e fuori luogo, però ecco, l'ospitalità, come tu dicevi, e c'è un capitolo che parla solo di questo, un piccolo capitolo ma che è significativo, beviti un caffè. Ecco, quando arrivi e uno ti dice beviti un caffè, è un modo di dirti benvenuto, vieni con noi, gustiamo un attimo questo momento. Il Presidente ha delle altre Sì, domande? ho anche delle altre domande nei commenti, poi faccio... no, stavo pensando Gigi, che forse certe volte quello che noi guardando i pastori sembrano loro strani, forse noi siamo quelli strani e loro sono quelli normali, però vabbè, era una considerazione. Ti riporto dei commenti. Pronto istantaneo, pronto immediato è questo, un commento qui di Enrico Nicola Briani. Gigi sei un grande, la mamma è orgogliosa di te, scrive. Capo sempre curva. la curva, Sempre la curva. Capo della curva. Il capo della curva. Poi dice, c'è un altro commento di Michele, da portare nelle scuole, identità, storia e cultura veneta. Altre persone fanno i complimenti, foto che emozionano per chi conosce un po' il territorio, ripreso è come se fossi lì. Poi c'era un'altra domanda, l'ho persa, che chiedeva degli aspetti turistici del libro, naturalmente le foto, ma se non ricordo male, Nazareno, alla fine del libro c'è una mappa. Sì. C'è la mappa, se puoi farla vedere, c'è la mappa dei percorsi che potete naturalmente andare a vedere. C'è una mappa, ci sono tutti i percorsi che potete fare, potete seguire i gradi. Bene, allora, se non ci sono altre domande da parte di chi ci segue, grazie del fatto che siete stati collegati con noi, anche per noi è un'esperienza online un po' particolare. Come vedete abbiamo una scenografia anche particolare, siamo lontani più di 2 metri uno dall'altro per questioni di sicurezza e quindi ci muoviamo su un scenario che è un po' strano. Quello che invece sicuramente c'è è il grande interesse per questo libro, la volontà di farvelo conoscere, soprattutto l'auspicio che questo sia uno dei tanti libri che Gigi Briani ci potrà arricchire durante la sua lunga esistenza. Grazie. Ecco. Per Natale compratevelo, ne vale veramente la pena, troverete penso anche, spero, in qualche mercatino, se ci sarà la possibilità. Speriamo. Comunque vi sono stati dati i riferimenti, portatelo nella vostra biblioteca, vi trarrete sicuramente, come abbiamo fatto noi, qualche ora di piacevole lettura accanto ad immagini veramente bellissime e affascinanti del nostro territorio. E naturalmente per chiedere la domanda che si fa sempre un autore
di un libro è quale sarà il tuo prossimo progetto? Hai già un progetto in cantiere, Gigi? Diciamo che ce l'ho, nel senso che quando parti con le idee così, mi piacerebbe continuare anche perché gli altri pastori, visto l'assiduità con cui ho seguito il mio pastore Battista, mi hanno detto: ma e noi? Allora l'idea è quella di cercare di vedere le realtà di ogni pastore. Pensate per esempio a quelli che fanno il latte, no? A quelli che fanno il formaggio pecorino, andare su le mattine presto. Dopo io mi immagino le luci che entrano dalla finestra, la caliera, no? Quindi questi scatti qua. Però è un mondo da salvaguardare, un mondo da fermare, e quindi sicuramente continuerò a fare dei giri in altopiano, continuerò a seguirli nella Pedemontana, perché vorrei seguire e fare dei capitoli di storie per ogni pastore. Quindi intanto mi prendo... Un po' di respiro. Sì. Stavo pensando a mia moglie Rita, che si... Salutiamo la moglie. Va bene, allora da parte di tutti noi della Pedemontana e di Gigi, un arrivederci al prossimo libro. Grazie. Buona serata a tutti. Grazie a voi, buona grazie, serata a tutti. gentilissimi. Beh.